Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto lasciatemi dire che è un grande piacere e anche un grande onore essere qui. Un onore che, se mi metto nei vostri panni e immagino come possiate reagire al titolo di questa relazione, potreste pensare che mi abbia dato la testa. Perché se io fossi seduto dove siete seduti voi e avessi di fronte una persona che promette in mezz'ora di rispondere anche a solo una di queste domande, onestamente penserei che sia nella migliore dei casi un millantatore, nel peggiore un ciarlatano. Siccome avrei l'ambizione di non essere né l'uno né l'altro, permettetemi di chiarire. Le domande sono naturalmente degli spunti di riflessione. Quello che cercherò di fare in questa mezz'ora è fornire alcune suggestioni su questi argomenti. È stato già ricordato dal rappresentante degli studenti che l'argomento è di incredibile complessità, quindi come ultimo caveat, poi iniziamo, vi anticipo che ho messo troppa carne al fuoco, quindi quello che succederà immancabilmente sarà che a un certo punto ci troveremo di fronte a un dilemma, che non è un vero dilemma, o mi tollerate per più tempo del previsto, oppure cominciate a fare gesti di decapitazione del relatore e io arrivo a concludere, quindi ci organizzeremo così. Allora, la ragione per cui ho scelto un tema così impegnativo, in realtà devo scaricare il barile a questo punto sul direttore Peressotti, me lo ha chiesto lui, ma è un'occorrenza lieta che è già stata ricordata. Il 2 aprile verrà inaugurata l'edizione presso questa scuola superiore, la di Topo Wasserman, di questa mostra che è dedicata proprio al tema dell'intelligenza. L'intelligenza è un tema complicato per molte ragioni, ma una di queste è che è uno di quegli argomenti su cui noi abbiamo delle intuizioni estremamente diffuse e radicate. L'intelligenza è qualcosa a cui pensiamo tutti i giorni, misuriamo la nostra intelligenza, valutiamo quella degli altri, la applichiamo alle nostre azioni, alle nostre scelte, ai nostri pensieri, ai nostri discorsi, agli oggetti. Qualcuno di voi potrebbe avere al polso un orologio intelligente, tutti noi abbiamo in tasca uno smartphone che è letteralmente un telefono intelligente. Insomma, è qualcosa che non è un concetto esotico, è qualcosa su cui intuitivamente pensiamo di poterci muovere con una certa confidenza. Se non che quando poi ci venisse chiesta una definizione di cosa sia l'intelligenza, cominciano i problemi. Non ci sono risposte chiare, non sappiamo cosa dire, anzi no, il contrario, abbiamo troppe cose da dire, ci vengono in mente troppe cose diverse. E questo aspetto della pluralità, della molteplicità dell'intelligenza è catturato già nel titolo della mostra, che non a caso lo declina il tema al plurale. E questa pluralità riguarda varie dimensioni. La prima è che diversi organismi, diversi sistemi possono manifestare intelligenza. Queste immagini vi presentano esempi di intelligenza nel mondo vegetale, nel mondo animale, sia non umano, uno scimpanzé che caccia insetti con un bastoncino bagnato, credo, della sua saliva. Se Dio vuole, anche noi dovremmo essere capaci di manifestare intelligenza. Qua ci sono i coniugi Curie, ma andrebbero bene anche esempi meno illustri. E poi naturalmente c'è il tema dell'intelligenza artificiale che è già stato ricordato. Ma a parte il fatto che diversi organismi possono essere intelligenti, la pluralità riguarda anche il fatto che si può essere intelligenti in molti modi diversi. Forse uno degli esempi più prototipici riguarda l'intelligenza applicata al problem solving, che di solito è di tipo logico-inferenziale, in alcuni casi strategico. L'immagine, vedete, 2 anziani giocatori di scacchi a Kiev, probabilmente è stata presa prima dell'inizio del conflitto. Questa è un'immagine abbastanza prototipica di un comportamento intelligente, ma ci sono forme di intelligenza completamente diverse. Una molto studiata agli psicologi è la cosiddetta intelligenza sociale, che riguarda la nostra capacità di stabilire relazioni interpersonali in maniera efficace, in inglese si direbbe smooth, priva di inciampi, priva di grinze, ed è abbastanza ovvio che per esempio questo tipo di intelligenza è abbastanza indipendente dall'altro tipo di intelligenza. Si può essere dei ragionatori da un punto di vista logico-inferenziale raffinatissimi e non riuscire a instaurare una relazione neanche per sbaglio, e viceversa, si può essere estremamente fluidi nelle nostre relazioni sociali senza avere particolari doti di ragionamento. Un altro ambito interessante riguarda tutte le applicazioni dell'intelligenza all'evoluzione, all'ambiente. Questa immagine a prima vista sembra un fondo marino abbastanza noioso, immagino che molti di voi abbiano già notato
che nel mezzo di questa immagine in realtà c'è un polpo. Il polpo si vede poco perché sta esibendo un comportamento evoluto, adattato, intelligente, una forma di mimetismo. Notate che il polpo qui è stato colto di sorpresa. Un polpo non è felice di trovarsi in questa situazione all'aperto, è molto più protetto e difeso in tana, però appunto ha evoluto un comportamento che è utile sia in funzione protettiva sia in funzione aggressiva, perché lo usa anche per predare. Ma ci sono ancora altri tipi di intelligenza. Questo è un caso abbastanza particolare, fa riferimento al lavoro di Francis Galton e ve l'ho incluso perché in una delle precedenti edizioni della mostra a cui abbiamo accennato si usava proprio questo tipo di test. Galton è una figura, come probabilmente sapete, molto controversa, è uno dei padri dell'eugenetica, quindi non lo stiamo ricordando per fargli un monumento, però ha sviluppato questa idea di un test che vuole andare a misurare la capacità di discriminazione percettiva. Nello specifico, immaginatevi due pesi che hanno esattamente la stessa forma e le stesse dimensioni, quindi visivamente sembrano identici, ma hanno massa diversa e quindi hanno peso diverso. La differenza può essere maggiore o minore. Galton andava a vedere quanto era raffinato la nostra capacità di distinguere una dimensione come il peso. Come vi dicevo, questa cosa è stata applicata, questa è un'immagine presa dall'edizione precedente della mostra, in cui i visitatori potevano proprio giocare con questo piccolo esperimento. E poi ci sono altre cose che sono già state ricordate, l'intelligenza collettiva di cui oggi non vi parlerò e molto altro ancora. Insomma, non stupisce che in psicologia da svariate decine di anni si parli molto di intelligenze multiple, riferendosi proprio al fatto che di intelligenza sembrerebbe non essercene una, ma essercene vari tipi. Chi ha popolarizzato maggiormente questo concetto è sicuramente Howard Gardner, che è uno scienziato cognitivo statunitense molto attivo negli anni 80 e 90, con la sua teoria delle intelligenze multiple. L'infografica vi mostra 8 tipologie che Gardner aveva inizialmente identificato, poi successivamente sono diventate 5, comunque i dettagli non ci interessano. Questa teoria è diventata molto popolare soprattutto in ambito pedagogico, ma anche nella prassi educativa. Ancora oggi, se vi capita di entrare in una scuola e parlare con docenti che hanno interessi anche di tipo psicologico, molti di loro vi citeranno la teoria delle intelligenze multiple di Gardner. Onestamente è anche una teoria, se vogliamo, che ha fatto un po' il suo tempo. Io personalmente sono abbastanza d'accordo con Lynn Waterhouse quando la definisce un neuromito. Neuromito non è un'offesa, una parolaccia, fa una cosa specifica. Fa riferimento a una teoria che pretende di descrivere il funzionamento di alcuni processi cerebrali in assenza di evidenze che questo effettivamente capiti. Questa è un'accusa che secondo me è abbastanza fondata rispetto alla teoria di Gardner per due ragioni. La prima è che era una teoria che nasceva quando le teorie in neuroscienze tendevano fortemente al modularismo, cioè all'idea che il cervello abbia delle zone più o meno a compartimenti stagni che presiedono a certe funzioni. Questa visione dell'attività neurale è stata ampiamente superata negli ultimi 20-30 anni e poi è un neuromito perché francamente non abbiamo proprio i dati sperimentali che confortino l'esistenza di tutte queste intelligenze diverse. Bene, a dispetto della difficoltà definitoria di capire cosa sia questa benedetta intelligenza, che spero di avervi per quanto in maniera molto rapida illustrato, è tanto tempo che cerchiamo di misurarla, questa intelligenza. I tentativi di un qualche tipo sono stati fatti dagli albori della storia umana, però in maniera più sistematica uno dei primi tentativi è questo di Alfred Binet e Théodore Simon, il cosiddetto Binet-Simon test. Scusate, piccola nota patriottica. Alfred Binet lascia in realtà Alfredo Binetti a Nizza nel 1857, quando era ancora parte del Regno di Sardegna. Poi pochi anni dopo, come sapete, nel contesto del processo di unificazione italiana passa alla Francia e Alfredo Binetti diventa Alfred Binet. Non credo se ne sia fatta una tragedia perché aveva pochi anni, altri, Giuseppe Garibaldi, non l'hanno presa benissimo, ma questa è un'altra storia. Comunque, Binet e Simon propongono il primo test che cerca di misurare l'intelligenza e cerca di misurare l'intelligenza durante lo sviluppo nei bambini ad età diverse. Questa cosa viene ripresa con molta energia negli anni successivi. Tenete conto che la misurazione di intelligenza è stato uno dei grandi temi agli albori della psicometria, quando la psicologia stava passando da un approccio più filosofico a un approccio più sperimentale, quindi era molto studiato all'epoca. Questo è un altro studioso abbastanza importante, William Stern, lui è tedesco, è importante anche perché è il primo a usare l'espressione quoziente di intelligenza. Vi ho messo la formula non perché sia particolarmente illuminante, ma perché vi fa capire la natura normativa di questo concetto, come lo usava Stern, perché vedete che si va a confrontare le
l'età mentale, misurata in teoria dal test, con l'età biologica, misurata all'anagrafe, e si moltiplica per 100. Questo vuol dire che il test era costruito in modo che, per esempio, un bambino di 7 anni ottenesse in condizioni normali un punteggio pari a 7. Quindi capite che, come lo intendeva Stern, un quoziente di intelligenza superiore a 100 indicava qualcuno più avanti nel proprio sviluppo rispetto a questa ipotetica norma, un quoziente inferiore invece indicava un possibile ritardo. Sottolineo la natura fortemente normativa perché è ovviamente una delle cose che invece oggi è prepotentemente messa in discussione. I test di intelligenza contemporanei però devono molto a quest'altro studioso, David Wexler. Lui era uno psicologo rumeno naturalizzato statunitense che fa due cose interessanti che facciamo ancora oggi. La prima è sviluppa il test non più per i bambini ma per gli adulti, poi ne farà anche una versione per bambini, ma il test ora è pensato per misurare l'intelligenza in soggetti adulti, e poi viene normalizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che anziché decidere a priori quale sarebbe un punteggio giusto per la tua età con un test di intelligenza, si va a vedere la distribuzione dei punteggi in un campione rappresentativo della popolazione e poi si parametra il valore medio su quella distribuzione. E questo è quello che più o meno si fa ancora oggi. Ci sono poi stati numerosi sviluppi nei test, sono diventati sempre più complessi. Complessi vuol dire che oggi un tipico test di misurazione di intelligenza è diviso in diverse sezioni che vanno a monitorare capacità diverse. Per esempio, nei test classici si va a vedere memoria di lavoro, fluidità di ragionamento, eccetera, eccetera. Tuttavia, si continua a parlare di intelligenza generale. Perché? Perché tutte queste dimensioni del test, nei test più usati, correlano fortemente fra di loro, e l'interpretazione che viene data di questa correlazione è che tutte dipendano da una qualche competenza generale che sarebbe questa fantomatica intelligenza generale. Da come ve lo presento penso intuiate che io sono un po' scettico su tutto questo, però fa parte della storia della psicologia e ve lo racconto. Ed è così forte questa insistenza sul cosiddetto fattore G, cioè questa intelligenza generale, che qualunque test in psicologia e in psicometria, per potersi qualificare come test di intelligenza, deve correlare con questo benedetto fattore G. Qua vi faccio l'esempio delle matrici di Raven, che sono un test molto usato, spesso anche nelle prove d'ingresso in ambito universitario. È un test dell'intelligenza non verbale, perché sia non verbale è ovvio, perché si usano figure, ma può dirsi un test di intelligenza solo perché la performance nelle matrici di Raven correla fortemente con la performance in test di intelligenza generale. Ecco, tutto questo accanimento, non so se terapeutico o di ricerca, sull'intelligenza generale naturalmente ha creato anche grandi controversie, grandi dibattiti. Qua ve ne cito solo uno per ragioni di tempo. Questo è un libro degli anni '80, The Bell Curve, siamo in contesto statunitense. Gli autori avevano raccolto un ampio numero di dati, di osservazioni con test di intelligenza standardizzati e raccontano i loro dati. Ciò che scatena il parapiglia è il fatto che loro distinguono i dati per gruppi etnici, e quello che osservano è che mentre la distribuzione è la stessa in tutti i gruppi etnici, la media invece cambia da un gruppo all'altro. In particolare nel contesto statunitense di quegli anni, a detta dei loro dati, gli asiatici tendevano ad avere una media più alta rispetto a persone che loro descrivono come bianche, che a loro volta avevano una media più alta di persone ispaniche, che a loro volta avevano una media più alta di persone di colore, nere. Quindi potete capire che questo tipo di osservazioni scatenano un dibattito mediatico, politico, civico, sacrosanto peraltro, ma a me questo non interessa, non abbiamo tempo di approfondire, mi limito all'aspetto scientifico di questo dibattito. Questo è un libro di un eminente genetista, Stephen Jay Gould, che era stato pubblicato prima del libro di Herrstein e Murray, e Gould stava già dicendo sostanzialmente una cosa molto semplice: guardate che state troppo insistendo in tentativi di misurare come realtà genetiche ed ereditarie cose che non lo sono affatto. Banalizzo molto, ma il punto principale era questo. Bene, Gould è talmente indignato da il libro The Bell Curve che ripubblica una seconda edizione del suo libro, modificandolo, e ora non so se si lega, ma addirittura nel sottotitolo, nel fondo pancia, c'è proprio scritto la refutazione definitiva di quello che dicevano gli altri. E non è il solo, questo è un altro genetista molto importante, Lewontin, che anche lui pubblica un libro che va nella stessa direzione insieme a Steven Rose e Leon Kamin. Benissimo, perché vi ho raccontato tutta questa storia molto di corsa?
non perché ci sia qualche particolare conclusione da trarre, ma perché ci permette di mettere a fuoco in maniera sintetica, ma spero efficace, 3 problemi che stanno dietro a questo sogno o incubo, dipende dai punti di vista, di misurare in maniera univoca l'intelligenza. Primo problema è che questa cosiddetta intelligenza generale correla, e lo sappiamo dai dati, da una valanga di dati, con altri fattori. Banalmente lo status socio-economico, il livello di istruzione dei genitori, i valori culturali di un determinato gruppo in cui si cresce, in cui ci si forma, e quindi ovviamente il problema è che cosa stiamo veramente misurando. Stiamo misurando una capacità intellettiva o stiamo misurando le condizioni di partenza in cui quella capacità intellettiva si è sviluppata? E nel caso statunitense, se considerate i gruppi che vi ho raccontato, la risposta è abbastanza ovvia. Il secondo problema discende da quello che abbiamo detto all'inizio, cioè dato la natura fortemente poliedrica del concetto di intelligenza, ma davvero pensiamo che sia una buona idea insistere sul fatto di appiccicarci un singolo numero, un singolo valore? Probabilmente è un approccio come minimo fortemente limitante. Il terzo problema è quello che io personalmente trovo più divertente perché è, come si suol dire, data driven, dipende dai dati, è il cosiddetto effetto Flynn. Si chiama così perché questo psicologo australiano, Flynn, è stato non il primo a osservarlo, ma il primo a insistere per sottolineare che era un problema. Cos'è l'effetto Flynn? Beh, è semplicemente che i punteggi nei test standardizzati di intelligenza, da quando ce li abbiamo, ormai è un secolo quasi, continuano a crescere. E crescono in maniera significativa e stabile. Ultimamente sembrava si fossero rallentati o addirittura avessero invertito la tendenza, qualcuno si era subito messo a gridare a un'inversione dell'effetto Flynn e a lamentare che le nuove generazioni sono molto peggio. Questa cosa di noi anzianotti che diciamo sempre che voi giovani siete molto peggio di noi non si può veramente sentire, ma comunque è una miseria umana. Comunque l'effetto Flynn in realtà, guardando bene i dati, continua. E perché pone un problema? Beh, perché se veramente, come pretendevano Einstein e Murray, col quoziente intelligenza noi stiamo cercando di misurare una capacità cognitiva di base profondamente radicata nel patrimonio genetico dell'individuo, quella non è una cosa che cambia coi tempi di 70 anni, è una cosa che cambia su tempi evolutivi e non è quello che stiamo osservando. Ecco, questa prima parte della mia relazione immagino sia un po' deprimente, perché alla fine di tutto questo, ricapitolando, non abbiamo ben capito quale sia una buona definizione di intelligenza, sospettiamo ce ne siano svariate e inoltre la misurazione forse pone più problemi di quanti ne risolva. Tenetevi un attimo questa sensazione di dubbio, tenetevela nell'animo, fra l'altro scusate, ma metodologicamente la scienza, la conoscenza e la ricerca vivono di dubbi più che di certezze, tenetevi un attimo il dubbio e proviamo a buttarci dentro anche l'intelligenza artificiale. Voi direte, vabbè, ma questa è la temerarietà elevata al cubo, a parte che ne parlo di fronte al magnifico rettore che è un esperto della materia, quindi mi avventuro veramente in terreni pericolosi, ma uno potrebbe dire, ma non abbiamo capito bene quella umana, perché parlare di quella artificiale? Ecco, abbiate pazienza, cercherò di convincervi che in realtà questo detour nell'intelligenza artificiale qualche cosa di interessante anche sull'intelligenza umana ce lo può dire. La prendo, come spesso capita, alla lontana e sarò veramente rapidissimo. Questo è un riferimento standard, è il buon vecchio Alan Turing, un articolo del 1950 con un numero di citazioni che ogni volta che lo vedo desta la mia più intensa invidia, perché parliamo di 10.000 e passa, se ricordo bene. Comunque questo è un articolo, vi faccio notare, pubblicato su una rivista di filosofia, Mind, il titolo è Computing Machinery and Intelligence, e Turing inizia proprio, ci sono un sacco di cose in quell'articolo estremamente utili da molti punti di vista, ma lui parte proprio da questa domanda. Come facciamo a rispondere alla domanda se una macchina possa pensare? E Turing cerca di operazionalizzare questa domanda con il famoso gioco dell'imitazione. Questo è il cartellone di un film su Turing uscito di recente. Il film è pure carino, onestamente del gioco dell'imitazione ci racconta relativamente poco, è molto più su questioni di spie. Turing ha avuto un ruolo nel decodificare i messaggi dei nazisti, però insomma queste sono derive hollywoodiane. Il gioco dell'imitazione, questa è la descrizione che ne dà Turing, non ve la leggo, non ve lo descrivo neanche nel dettaglio. Il succo dell'idea di Turing è che intanto la domanda può una macchina pensare va operazionalizzata, cioè va trasformata in qualcosa che possiamo effettivamente, a cui possiamo rispondere sì o no, e lui immagina che sostanzialmente quando una macchina sarà in grado di interagire conversazionalmente con noi in modo tale da risultare indistinguibile da un essere umano, allora potremo dire che quella macchina effettivamente può pensare.
Se vi interessa, a parte l'articolo del 1950, di recente l'intero articolo è stato tradotto e commentato da Diego Marconi, che è un ottimo filosofo italiano, ve lo consiglio molto, è una lettura molto stimolante. Su questo, fra l'altro, troverete qualcosa anche nella famosa mostra. Scusate, io ogni tanto metto questi spotlight perché voglio fare un po' di pubblicità progresso senza fare troppi spoiler. E poi l'altro evento fondativo dell'intelligenza artificiale. Attraversiamo l'oceano, siamo ad Dartmouth, negli Stati Uniti, la famosa conferenza del 1956. E 4 persone che sono considerate a buon diritto padri fondatori dell'intelligenza artificiale chiedono dei soldi alla fondazione Rockefeller. Io sono ligure e questa cosa dei soldi ve la sottolineo, ma perché ve la sottolineo? Perché sono pochi. Ottengono un finanziamento di $13.500 che, mettendoci dentro l'inflazione, oggi sarebbero $140.000 più o meno. Cioè, meno di un progetto su scala italiana, pure piccolo. Se si pensa poi cosa ne è uscito fuori, direi che la Rockefeller Foundation può essere abbastanza soddisfatta di questo finanziamento. E guardateli, sembrano dei ragazzi alle prime armi, alcuni lo erano, poi ci attaccate i nomi e questi sono i migliori matematici e informatici della loro generazione. E fra l'altro si vede che si divertivano, questo ve lo segnalo perché secondo me non è trascurabile. E non vi voglio raccontare la storia della conferenza di Dartmouth, salvo dirvi che conferenza è un termine un po' fuorviante. In realtà erano 2 mesi in cui un gruppo ristretto di studiosi avrebbe collaborato continuativamente per fare cosa? Questo è il primo paragrafo della loro proposta alla Rockefeller Foundation. L'idea è di procedere sulla base della congettura per cui ogni aspetto dell'apprendimento e qualunque altra forma di intelligenza può essere in linea di principio descritta così precisamente da farla simulare una macchina. E poi offrono vari esempi che sono uso del linguaggio, formare concetti astratti, risolvere problemi, migliorare se stesse. Questo è un riferimento all'idea di apprendimento che sarà poi molto importante. Ecco, partendo da questi due, ve li sottolineavo insieme, Turing e Dartmouth, perché in entrambi i casi notate come il programma dell'intelligenza artificiale nasce in realtà come un progetto di ricerca di base sulla mente artificiale. Cioè si parlava di intelligenza, perché l'intelligenza veniva considerata un marcatore distintivo di cosa vuol dire avere un processo cognitivo analogo al nostro, ma l'obiettivo era quello di capire come funzionava la nostra di intelligenza. Ecco, poi naturalmente siamo arrivati ai grandi successi di oggi, però non è che siano sempre state rose e fiori. Ci sono i famosi inverni dell'intelligenza artificiale, questa infografica ve li colloca nel tempo, sono un paio di periodi in cui, cosa vuol dire inverno dell'intelligenza artificiale? Vuol dire periodi in cui la convinzione generale era che non si andasse da nessuna parte con questo progetto, i fondi cominciavano a calare, l'interesse cominciava a calare. Poi ne siamo usciti, però ci sono stati. E qui veramente chiedo perdono a chi è più competente in materia, è una semplificazione ovviamente, ma dal mio punto di vista quello che questi periodi di crisi hanno tutto sommato decretato è un parziale fallimento di quello che era il sogno di Dartmouth. Cosa intendo? Intendo l'idea che la pipeline, il processo fosse: capiamo in maniera chiara e precisa come funziona la mente umana, formalizziamola e poi la potremo riprodurre in una macchina. Non è così che abbiamo ottenuto successi, questa è la mia interpretazione. Perché? Perché l'intelligenza artificiale che abbiamo oggi, che funziona in maniera egregia, in realtà è caratterizzata da quella che si chiama opacità radicale. Cosa vuol dire opacità radicale? Questo è Nello Cristianini, eminente informatico, lui sta a Bristol, adesso ha appena scritto questa trilogia in italiano abbastanza di successo, divulgativa, sull'argomento. Questa è una sua citazione, ma molti altri ve lo direbbero. Cosa vuol dire che non siamo in grado di capire come funzionino questi sistemi? Non vuol dire ovviamente che è magia. Abbiamo ben chiaro il funzionamento generale architetturale di questi sistemi. Quello che però non siamo in grado di analizzare in modo completo è perché, fatta una certa richiesta, per esempio a ChatGPT, si ottiene esattamente quella risposta. Qual è il processo che ci ha portato lì? Se vi può aiutare a dormire sonni tranquilli, la stessa cosa è vera rispetto agli esseri umani. Se voi mi fate una domanda, io vi darò una risposta, vi garantisco che non esiste neuroscienziato al mondo che sia in grado di descrivervi minutamente come si è passati dalla domanda alla risposta. Certo, il fatto di vedere una cosa simile in macchine che abbiamo creato noi, qualche momento di inquietudine talvolta lo crea. Cos'è successo quindi? E davvero sto tagliando le cose con l'accetta perché stiamo già addirittura d'arrivo, abbiamo creato macchine che sono molto intelligenti da molti punti di vista,
spesso lo sono in modi diversi da come lo siamo noi, e questo per inciso è molto interessante dal mio punto di vista di psicologo, e poi non sono completamente analizzabili con i metodi attuali. Ecco, dire che questo porta al fallimento dell'ambizione di Dartmouth secondo me però è ingeneroso. Io penso che più che un fallimento bisogna aggiornarlo quel sogno, aggiornare quel programma. La mia intuizione, assolutamente discutibile, è che oggi le cose più interessanti che l'intelligenza artificiale ci insegna sulla mente umana ce le insegna per differenza e non per analogia. E questo è ancora un terreno abbastanza da esplorare anche dal punto di vista delle scienze cognitive. Vediamo un po', direi che con questo poi mi avvio a concludere, perché abbiamo parlato degli inverni dell'intelligenza artificiale. Oggi tutto sommato sembrerebbe di essere in tutt'altra stagione, perché c'è un grande successo. Il successo è naturalmente di tipo economico, questi sono i dati Nasdaq del 2023, è mediatico, la copertina del Time, i chatbot se la sono presa molto tempo, da molto tempo in generale se ne parla tantissimo, ancora oggi se ne parlerebbe molto di più se non fossimo in un contesto geopolitico tragico come quello in cui ci troviamo oggi. Comunque sicuramente è un tema all'ordine del giorno, ma dal mio punto di vista il dato più plateale è quanto noi utilizziamo queste tecnologie. Le usiamo tanto, le usiamo sistematicamente e onestamente è una facile profezia supporre che lo useremo sempre di più. Questa è un'infografica divertente perché vi fa vedere quanto tempo ci hanno messo diverse tecnologie di grandissimo successo a raggiungere 1 milione di utenti. Facebook ci ha messo 10 mesi, Spotify 5, Instagram 2 mesi e mezzo, ChatGPT, la versione vecchia, ancora un po' scalcinata, ci ha messo 5 giorni. Capite che stiamo parlando di qualcosa che è assolutamente centrale per noi. E naturalmente è un successo che non è casuale. Queste macchine funzionano e funzionano bene. Il test di Turing non stupirà nessuno sapere che lo passano tranquillamente. Questo è uno dei tanti paper che si sono occupati di questo. Qua vi ho preso un estratto dall'abstract. La prima parte non è interessante, vi dice semplicemente che il comportamento di questi sistemi ricade nel margine, nel range di normalità degli esseri umani. La seconda parte più divertente, quando per caso deviano, non deviano perché sono peggio, deviano perché sono meglio. In questo caso sono più altruisti e più cooperativi. Ma guardate che questa è una grande verità, anche in cose molto più terra-terra. Quando un insegnante sospetta che il suo studente abbia fatto il compito, la tesina, non sia mai la tesi di laurea, con ChatGPT o strumento analogo, di solito il sospetto non nasce dal fatto che ci sono degli errori, nasce dal fatto che è scritta troppo bene. Non c'è mezzo errore di ortografia neanche a cercarlo, lo stile è pulito, ci sono i grassetti, c'è un ordine. C'è stato un caso famoso a Ferrara, 1 annetto e mezzo fa, un'intera prova dell'esame di psicologia, un test a crocetto universitario, annullato perché gli studenti avrebbero usato l'intelligenza artificiale, ma non li avevano colti in flagrante. L'argomentazione era i voti erano troppo alti, che questo naturalmente ha scatenato una reazione indignata giusta degli studenti, perché capite che la posizione pedagogica, questi sono troppo bravi per essere miei studenti, non è sostenibile in nessun ordine e grado di scuola. Però, insomma, questo è il tipo di deviazioni che osserviamo. Nonostante questo ci sono persone, su questo poi veramente vado a concludere e il resto ve lo racconto a braccio, ci sono ancora dei colleghi che invece dicono sì, però sarà vero che davvero pensano, va bene, il test di Turing lo superano, ma ci basta per dire che pensano? Questi sono degli scettici, ma degli scettici illustri. Walter Quattrociocchi è direttore di un data science center, alla Sapienza. Luciano Floridi è un eminente filosofo della tecnologia che sta a Oxford. Le ragioni di scetticismo sono sostanzialmente sì, le prestazioni sono eccellenti, ma le modalità di funzionamento sono molto diverse. Stiamo confondendo la plausibilità di ciò che ci dicono e del modo in cui ci rispondono con la verità di quello che ci dicono. Stiamo confondendo l'intelligenza con la fluidità linguistica. E qui, scusate, devio da quello che era il mio programma perché siamo manco a metà, quindi come avevo previsto non finiremo mai. Arrivo invece a un paio di conclusioni proprio su questo punto. Chi segue un po' le cose di intelligenza artificiale sa che c'è un dibattito molto acceso oggi su questo, ma davvero possiamo considerarle delle intelligenze, davvero possiamo considerarle delle menti? Non fraintendetemi, è un dibattito affascinante, però vi confesso, forse per una mia inclinazione eccessivamente pragmatica,
non mi affascina più, cioè non riesce a catturarmi più di tanto. Trovo molto più urgente, onestamente, un dibattito su, fermo restando che ci stanno e fanno delle cose oggettivamente molto sorprendenti, ragioniamo molto seriamente su qual è il modo migliore di utilizzarle e di formare anche le persone al loro utilizzo. Onestamente questa cosa a me appassiona molto di più della domanda ma è intelligente o non intelligente? Che poi è una domanda divertente. Nel resto della presentazione vi facevo vedere i test che si usano in cerca oggi della cosiddetta Artificial General Intelligence, l'AGI, che sono molto divertenti perché la sfida è, questi se la cavano, scusate, li personifico un po', queste tecnologie se la cavano molto bene perché hanno un'enorme potenza di calcolo, hanno un dataset su cui fanno training, su cui fanno addestramento enorme, molto più grande di quello a cui abbiamo accesso noi, e sono bravissime quindi a riconoscere delle regolarità partendo da grandi basi di dati. I test che vogliono misurare intelligenza generale invece misurano la capacità di individuare regolarità su compiti nuovi con pochissimi esempi, che è una cosa su cui noi esseri umani siamo piuttosto bravi. Loro meno, anche se in realtà stanno migliorando molto rapidamente, quindi anche qua. La cosa più divertente dell'AGI dal mio punto di vista, e questo ve lo dico per farvi capire come suggerisco di riflettere sul rapporto fra intelligenza umana e artificiale, non è quanto bene lo fanno le intelligenze artificiali, ma è provare a farli noi quei test. C'era un articolo del New York Times di 1 anno e mezzo fa che invitava proprio a fare questo, il titolo era Are you smarter than AI? Sei più intelligente dell'intelligenza artificiale? Vi mandava il link al sito dove ci sono questi test e vi invitava a provare. Fatelo, perché è divertente, perché ci rendiamo conto che noi nella nostra battaglia per alzare sempre di più l'asticella di cosa deve saper fare un sistema intelligente per poter essere considerato intelligente, l'abbiamo alzata così tanto che onestamente oggi molti esseri umani, che mi piacerebbe continuare a considerare più o meno intelligenti, quei test li falliscono. Ultima cosa che vi dico e poi mi taccio, questo tema del benchmark, cioè di che tipo di condizioni vogliamo che soddisfino per dirci soddisfatti della loro prestazione, è un tema a cui dobbiamo stare molto attenti perché tradizionalmente l'intelligenza artificiale, il benchmark, l'asticella è stata messa altissima. Pensate a quando era di grande attualità la capacità o meno di giocare a scacchi o a Go di questi sistemi. Cerchiamo di capirci, la sfida non era farli giocare a scacchi a Go in modo competente, quello lo facevano ancora già quando io ero un bambino, era permettergli di vincere sistematicamente contro il miglior giocatore del mondo di quella particolare gioco. Se noi facciamo lo sbaglio di applicare la stessa logica a compiti mondani, come per esempio la conversazione, la produzione di testi, la generazione di immagini, siamo completamente fuori bersaglio, perché guardate che le applicazioni di questi sistemi, che sono quelli che ne stanno veramente tirando ora lo sviluppo, non richiede la perfezione, richiede quello che Simon chiamava il good enough, il satisficing. Se uno di questi sistemi mi dimostra che è in grado di compiere un compito che normalmente compie un essere umano, in media, altrettanto bene, oppure un po' meglio di come lo farebbe un essere umano, indovinate cosa succederà? Succederà quello che è stato anche evocato, cioè la possibilità che ci siano delle interferenze pesanti col mondo del lavoro, tema di grande attualità su cui chiudiamo, e voglio lasciarvi con un elemento, spero, di ironia. Io poi ho questo senso dell'umorismo un po' strano, quindi magari quello che io trovo divertente altri lo trovano tragico. L'ironia è la seguente: ricordiamoci tutti che il discorso sull'automazione è nato con l'obiettivo di farci sostituire dalle macchine. Cioè il sogno era costruiamo delle macchine autonome, indipendenti, così loro vanno a fare i compiti che noi troviamo sgradevoli, zappare nei campi, lavorare in officina, alla catena di montaggio, in miniera, e noi saremo liberi di dedicarci a attività migliori, saremo finalmente un popolo di santi navigatori e poeti. Dov'è l'ironia? Noi oggi abbiamo dei sistemi artificiali che se la cavano eccezionalmente bene in molti compiti creativi. Scrivono molto bene, illustrano in maniera efficace quanto basta per illustrare riviste, giochi e quant'altro, programmano molto bene, cosa molto inquietante per chi lavora nell'informatica. Insomma, c'è il rischio di trovarci in una bizzarra situazione in cui chi è minacciato da queste nuove tecnologie da un punto di vista professionale non sono i contadini e gli operai, ma sono invece appunto quelli che dovrebbero essere stati liberi di scrivere poesia. Di tutto questo e di molto altro ancora si parla nella mostra, quindi vi rimando a quella come sempre, vi ringrazio e soprattutto auguro
una magnifica vita ai diplomati che ora riceveranno finalmente i loro diplomi, congratulazioni e un buon anno accademico a tutti voi. Grazie.